Allora, buona giornata, grazie di essere intervenuti. Per noi è un momento importante, non importa la presenza ma importa il tema. E il tema è estremamente importante. Stiamo parlando della pastorizia transumante, ma comunque di una problematica che è noi cara al Centro Consorzi, perché stiamo lavorando su due tematiche. Da un aspetto è vero che bisogna valorizzare culturalmente la pastorizia come aspetto importante e rilevante su quella che è la nostra storia. Dall'altro è importante far mantenere anche una valenza economica a quello che è l'aspetto della pastorizia e quindi lavorare anche sulla valorizzazione. In questo campo stiamo lavorando con un progetto intanto che è partito per la salvaguardia perlomeno di due razze autoctone bellunesi, ma ci auguriamo prossimamente di lavorare anche su un altro progetto più a valenza regionale in cui saranno coinvolte tutte le 4 razze autoctone. Per valorizzare le razze autoctone sarà importante comunque valorizzare anche i prodotti che arrivano dalla pastorizia transumante, quindi valorizzare sia il prodotto della carne sia il prodotto della lana. Quindi su questi aspetti sarà importante anche un gruppo di lavoro estremamente qualificato che dovrà dare supporto un po' a questo mondo per cercare poi di trasmettere questi che sono i valori sostanzialmente economici e dare continuità al sistema. Sono stato a un convegno qualche anno fa, è una cosa che riporto ogni tanto su quella che è la valorizzazione culturale. La valorizzazione culturale porta nel territorio 8 volte quello che è l'investimento. E io credo che possa capitare anche qua. Il problema, diceva allora il relatore, è che chi spende i soldi non è sempre quello che li prende, quindi bisogna equilibrare quello che è il valore tra chi spende e poi tra chi ci lavora e poi tra chi ci ricava qualcosa. Però sicuramente questo lavoro fa parte della nostra tradizione, della nostra cultura e investendoci, secondo me, sicuramente ci sarà un ritorno per il nostro territorio. Sarà importante proprio trovare questa mediazione, che è compito ovviamente di chi studia le proposte, ma sarà poi compito anche della politica poi tramutare in attività concrete di valorizzazione. Ecco, una delle prime cose credo che sia quello di parlarne e quindi di portare all'attenzione dell'opinione pubblica tutta questa attività, ed è il motivo per cui oggi siamo qui come Centro Consorzi e come Coldiretti insieme per parlare di questa cosa. Quindi mi auguro che perlomeno anche come poi a livello di media si sappia poi trasmettere anche un messaggio importante su questa tematica, quindi credo che sia interessante poi quello che emergerà ai lavori, quindi con l'augurio di questo spero che sia una giornata sicuramente proficua per tutti. Grazie e buon lavoro. Abbiamo oggi diversi relatori, abbiamo molti argomenti interessanti di cui parlare. Mi permetto solo di portarvi il saluto da parte di Longarone Fiere, che sarà per esempio come consiglio di amministrazione e che è molto felice di poter ospitare anche questo aspetto dell'agricoltura qui. Questa è Agrimont, la fiera dell'agricoltura. Quest'anno festeggiamo i 40 anni e noi vogliamo ospitare tutti quelli che sono gli aspetti dell'agricoltura, quella più tradizionale ma anche quella meno convenzionale. Devo dire che come invece rappresentante di Donna Impresa Coldiretti sono felice di essere qui oggi e sono felice che ci sia stata questa disponibilità per questo convegno che parla di transumanza, perché è un mestiere che sta riscoprendo appeal anche tra i giovani e anche tra diverse donne, quindi anche nel mondo femminile. Noi come gruppo regionale di Donna Impresa abbiamo sostenuto la richiesta di riconoscimento UNESCO della transumanza quale patrimonio culturale e immateriale. E l'abbiamo fatto portando in Consiglio regionale del Veneto una proposta di legge per chiedere che vengano ripristinate quelle che erano le vie antiche dei pascoli. Poi qualcuno dei relatori ci parlerà anche di archeologia e quindi di pascoli archeologici anche.
e lo abbiamo fatto al fine di far transitare le greggi lungo questi tragitti e questi tratti storici. È un aspetto rilevante sia dal punto di vista del diritto privato ma anche dal punto di vista del diritto pubblico e anche per quanto riguarda la gestione della proprietà e dei fondi. Credo che questo convegno possa essere un momento di riflessione su quello che è tutto il comparto zootecnico del Triveneto, che ci chiede, come ricordava il direttore Talo, di salvaguardare anche le razze in via d'estinzione, che ci chiede di curare il paesaggio, che ci chiede anche però di rispettare quelli che sono gli aspetti sanitari. Non dimentichiamo però anche il lato umano, perché il pastore transumante è comunque un lavoro che abbina una qualità della vita all'aria aperta, con le problematiche però legate anche alla fauna selvatica, di cui oggi forse non parleremo in maniera esaustiva, ma magari lo potremo fare in un altro appuntamento, e anche la bellezza dei racconti tramandati dalle generazioni passate, e invece di questo oggi parleremo. Non voglio togliere troppo spazio ai nostri ospiti e quindi invito subito il professore Emilio Pastore, che ci parlerà oggi, ci farà una bella panoramica sull'ovinicoltura tradizionale del Triveneto e in particolare ci parlerà di quella transumante. Un saluto a tutti voi, tutti presenti. Quando mi hanno chiesto di partecipare a questo convegno, intanto ho 30 minuti per cui devo correre via velocemente, quindi scusatemi se sarò veloce in alcune cose, però i ringraziamenti sono d'obbligo. Il consorzio che ha organizzato questo convegno, quando sono stato contattato dalla dottoressa Dormen per dire alcune parole, in realtà pensavo di fare un po', non tanto il relatore quanto commentare qualcos'altro oppure suggerire i temi di altre persone. Questo perché? Perché da un po' di tempo mi sono dedicato a qualcos'altro, però devo dire che 30 anni di lavoro in questo settore mi hanno permesso di conoscere abbastanza a fondo sia il territorio sia l'argomento, grazie soprattutto alle persone che mi hanno aiutato in questo, perché non è possibile, non si può pensare di conoscere tutto, no, senza essersi sporcati le mani. Quindi bisogna scendere sul territorio e vedere come funziona questa attività. Allora, dopo questi ringraziamenti, l'allevamento ovicaprino, c'è una piccola premessa ma la devo fare, è probabilmente l'attività più antica come zootecnia, relegata alle aree marginali, però che può svolgere un ruolo fondamentale per garantire la presenza umana nelle aree dove non sono più praticabili altre produzioni agrozootecniche e può contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. Perché ho scritto questo e l'ho già detto altre volte? Perché se non sbaglio nel comune di Danta, che è un comune qua della vostra zona, non c'è più nessun animale, forse ci sarà qualche cane, qualche gatto adesso, però altri animali quando ho fatto questo lavoro non c'erano più. Quindi questo spopolamento del territorio crea un ciclo vizioso di tipo depressivo. Sostanzialmente il calo demografico dovuto per quanto riguarda il comparto agricolo alla crisi del tradizionale comparto di riferimento, cioè la zootecnia, indebolisce che cosa? La struttura della popolazione, il potenziale di consumo e di reddito e il sistema dei servizi locali. Si innesta così una spirale negativa che nei casi più gravi può condurre alla perdita del presidio antropico e così arrivare alla cosidetta desertificazione. Zone dove se non c'è l'uomo non c'è, se non ci sono gli animali non c'è neanche l'uomo. Quindi una funzione produttiva è il ruolo dell'agricoltura, però anche svolge il ruolo della tutela e salvaguardia del territorio e della collettività, in particolare questo nelle zone di montagna, dove è viva ancora l'attività zootecnica, lì è viva la presenza dell'uomo. Allora, quando noi dobbiamo parlare oggi di allevamenti ovini, bisogna innanzitutto fare una classificazione. Adesso io non ho fatto alcune domande all'inizio che sarebbero d'obbligo, ma
faccio adesso. Quanti di voi sono allevatori? Quanti di voi hanno più di 100 capi? Quanti di voi hanno più di 500 capi? Bene, allora perché ho detto questo? Perché devo capire a chi mi devo rivolgere. Le forme di allevamento, c'è questa classificazione che può andare bene o può andare male, però ha un suo significato. Abbiamo forme non specializzate di allevamento, non sono proprio delle nostre zone, praticamente sono animali che sono allo stato bravo. C'è l'allevamento estensivo, quello transumante che può a volte confondersi con quello vagante o si può parlare della stessa cosa, l'allevamento semistanziale tradizionale, quello intensivo da latte e quello intensivo da carne. Alcune fotografie per farvi vedere di che cosa stiamo parlando. Vedete sulla sinistra in alto un gregge di pecore transumanti che sono in una golena di un fiume, quindi il pascolo lungo gli argini dei fiumi, anche su quello di destra, e poi su quelle due foto che vedete sotto l'allevamento in zona di montagna, quindi una malga più ricca d'erba o meno ricca d'erba, però diciamo, queste due zone diverse vengono ugualmente pascolate. Poi abbiamo gli allevamenti semistanziali e tradizionali. Direi che la zona dell'Alpago, per fare un esempio, e anche quella del Bellunese sono zone di questo tipo, e le fotografie che vedete qua sono proprio della Val Belluna. Ci sono allevamenti ovini da latte, sulla destra ho messo i caprini. Perché? Perché la capra, come voi sapete, soprattutto nel nostro territorio, è quella che è maggiormente vocata alla produzione del latte. L'allevamento ovino da latte invece fra poco vedremo dove è localizzato nella nostra zona. Ho cercato con i numeri che vedrete fra poco di giustificare i miei concetti e quelli che vi voglio esporre con dei numeri. In questa tabella vedete la consistenza delle aziende ovi-caprine, poi vi dirò perché sono stato costretto a mettere insieme gli ovini caprini. Nell'anno, questi sono i censimenti dell'anno 1980, 1990, 2000 e 2010, Friuli, Trentino, Alto Adige e Veneto. Diciamo che ho deciso di parlarvi di questa parte del nord-est, non del nord-ovest, anche se poi dovremo mettere insieme il nord-est e il nord-ovest per parlare dell'Italia settentrionale, perché i concetti che stiamo esprimendo valgono dalla Val d'Aosta fino al Friuli, comprese l'Emilia Romagna. Vedete che in Friuli gli allevamenti sono passati dal 1980 da 2824 a 220, una tragedia. Se guardate il Veneto, da 7208 a 885, siamo al 10% di quello che eravamo 30 anni fa. Il Trentino Alto Adige è una cosa diversa, vedete lì in mezzo, da 4715 il numero degli allevamenti si è mantenuto tale sia nel 1990 sia nel 2000, poi è crollato, come vedete, nel 2010. Ritengo e penso, non l'ho trovato scritto da nessuna parte, ma penso che questo sia dovuto al fatto delle cosiddette partite IVA, no? Cioè tutti quei piccoli allevamenti che prima che esistevano anche senza la partita IVA e venivano magari censiti con gli animali, sono stati costretti, come è successo sia nella parte agricola anche in quella zootecnica, probabilmente a chiudere come attività, e pertanto non sono stati censiti, messi nel censimento. Io penso che sia dovuto a questo, perché un calo di questo tipo è proprio una tragedia. Il totale degli allevamenti del 2010, vedete, sono 3.682 ovini e caprini. La consistenza, ecco, a fronte di un calo che avete visto da 2.700 aziende nel Friuli a 220, il calo nel numero di capi allevati non c'è stato. Vedete che
passiamo da 12.508 a 14.169, praticamente con il 10% degli allevamenti abbiamo un maggior numero di capi. Il Trentino Alto Adige, sia il Trentino Alto Adige che nel Veneto, vedete, nonostante sia diminuita siano diminuiti gli allevamenti, è aumentata la consistenza dei capi. Abbiamo un totale di 151.179 capi. Dividendo i capi per le aziende, troviamo che dal 1908 al 2010 in Friuli siamo passati da 4 capi per allevamento a 64, in Trentino siamo a 30 capi per allevamento partendo da 11 e similmente al Friuli anche il Veneto da 6 capi per allevamento siamo arrivati a 68 capi. In questa diapositiva ho voluto farvi vedere un'altra cosa. Le aziende ovine con più di 500 capi. Sono riuscito solo in questo caso a distinguere i dati tra gli ovini e i caprini. Perché? Perché questi sono i misteri dei censimenti. Nel 2000 chi ha predisposto le schede aveva suddiviso gli allevamenti ovini da quelli caprini, quindi avevamo esattamente la consistenza degli ovini e dei caprini, mentre invece nel censimento 2010 gli ovini e i caprini sono stati censiti tutti assieme, pertanto è impossibile, almeno con i dati che disponiamo ora, sapere se si tratta di ovini o se si tratta di caprini. Però io ho fatto una deduzione conoscendo le caratteristiche dell'allevamento ovino e caprino del nostro territorio, sono riuscito a individuare, cioè c'è la possibilità di individuare gli allevamenti con più di 500 capi. Difficilmente troviamo nel territorio più di 500 capre in allevamento. Lo ricordo una volta mi pare nel 90 seguivo 2 allevamenti, ce n'erano 3 anzi, uno a Rovigo, uno a Verona e uno in Friuli, che avevano più di 500 capre. Nel nostro territorio non mi risulta ci siano, magari mi sbaglierò, ma magari sarà un allevamento. Allora, conoscendo gli ovini, le aziende con più di 500 capi nel 2000, sono riuscito a fare questo confronto. Allora voi vedete che noi abbiamo nel 2000 in Friuli abbiamo 2 aziende con più di 500 capi, quindi questi erano sicuramente transumanti. In Trentino 12, nel Veneto 13, per un totale di 27 allevamenti con più di 500 capi, quindi assimilabili ai transumanti. Nel 2010 praticamente sono raddoppiati, da 2 siamo passati a 6, in Friuli da 12 a 24, in Trentino da 13 a 30, quindi il totale degli allevamenti con più di 500 capi censiti nel censimento, quello del 2010, sono 60. Io ho qui il libro di Malacarne, il famoso libro con le foto di Malacarne, e lui ne ha scritti qui 61, è fra il Veneto, Friuli e Trentino. Quindi questo 60 che vi ho indicato molto probabilmente non si discosta molto dalla realtà. Ce ne sono anche, nel censimento ci sono anche quelli da 300 a 500, li ho lasciati stare perché mi interessa fare questo tipo di ragionamento. È un ragionamento che poi vedrete ci è servito, il dottor Sponga lo sa benissimo, in occasione della Screpi, e poi vi dirò o vi dirà lui eventualmente se ha occasione il perché. I capi, a fronte di questi 60 allevamenti, come voi vedete anche i capi sono aumentati da 2200 2 allevamenti
2200 nel 2000, 6 allevamenti, 7173 in Friuli, 24 allevamenti attualmente nel Trentino nel 2010 per un totale di 20.059 capi, 30 allevamenti nel Veneto per un totale di 27.767 capi, totale complessivo nel Triveneto 54.961 capi. Questi dati mi hanno permesso di fare delle considerazioni, e questo magari potrà annoiarvi, no? Non sono immagini, non sono filmati, ma io ho immagini, filmati, ho tutto, però se non ragioniamo sui numeri rischiamo di parlare delle favole, oppure io conosco una zona ma non ne conosco un'altra, e invece diciamo che il frutto di questo lavoro mi permette di arrivare a delle conclusioni. Il censimento del 2010, ecco perché ho dovuto fare delle considerazioni per arrivare a questi numeri. Il censimento del 2010, le aziende ovicaprine erano 3.682, se vi ricordate avevo messo il totale. Considerando che, perché avevo i dati nel 2000, potevo sapere, ho potuto calcolare che le aziende ovine erano il 32% delle ovicaprine, ho stimato in 1627 il numero degli allevamenti ovini. Quindi sono arrivato dai 3.682 ovicaprini ai 1.627 ovini. Scusate, nel 2000, che era il 32%. Passando ai dati del 2010, questa percentuale, ho stimato in 1178 le aziende ovine nel 2010. Di queste 60 avevano più di 500 capi, 60 su 1178 sono il 5% delle aziende. Ricordatevi questo 5% perché dopo lo rivediamo. Come diciamo, a fronte di questo dato ho guardato anche la consistenza dei capi. La consistenza dei capi nel 2010 era di 151.179. I capi nel 2000, cioè gli ovini nel 2000, erano il 70% degli ovi caprini nel totale. Moltiplicando quindi 151.179 per il 70% otteniamo 105.825. Questi sono i capi ovini che ho potuto estrapolare nel censimento del 2010, considerando che sappiamo che le aziende con più di 500 capi hanno 54.961 capi, significa che il 52% significa che questo 54.000 è il 52% degli ovini allevati. Questo mi permette di fare quest'ultima considerazione, che è la conclusione, ma quindi ho voluto spiegarvi come sono arrivato a queste conclusioni. Nel 2000 ricordo di aver fatto questo lavoro. 5% delle aziende alleva il 64% degli animali, cioè il 5% delle aziende, che sono quelle transumanti, allevano il 64% dei capi. Nel 2010, con le estrapolazioni che avete visto prima, il 5% delle aziende alleva il 52% dei capi. Tutto questo, scusatemi, so che vi ho annoiato, però penso che adesso sappiate di che cosa stiamo parlando. Allora, in occasione della Screpi, la Regione Veneto ha stanziato dei soldi per il controllo. Sbaglio, dottor Sponga, perché è stato merito suo questo passaggio. Allora, c'erano pochi soldi e bisognava controllare gli animali. Che cosa abbiamo fatto? Considerando che controllando il 5% degli allevamenti, cioè quelli transumanti, sono stati controllati i maschi, potevamo
verificare la situazione relativa alla scrapping. Da quel momento, dottor Sponga, magari dopo ne parli, ecco. Con questo criterio, allora, siete riusciti con pochi soldi a tenere sotto controllo almeno, o comunque controllare, verificare la situazione che riguardava la scrapping. Parliamo di pastorizia transumante, no? Quindi se dobbiamo fare una panoramica, dobbiamo sempre parlare di numeri. Allora io vi assicuro che, perché l'ho studiato per parecchi anni, che nessuno conosceva, forse adesso conosce un po' di più, ma nessuno conosceva fino a poco tempo fa la consistenza né degli allevamenti e degli allevatori e degli animali allevati con la transumanza. Allora, in questa tabella, considerando che il fenomeno della transumanza nell'Italia settentrionale si svolge allo stesso modo, nella stessa maniera, quindi Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna, in uno studio fatto nel 1950 si è calcolato che gli ovini totali in questa zona, nel nord Italia, erano 770.000, di cui vaganti, questi erano stati, diciamo, stimati allora, erano 160.000, pari al 20% del totale degli ovini. I pastori erano 500. Oggi, a distanza di 60 anni, in quale situazione ci troviamo? Nel 2010 abbiamo 385.000 capi, di cui 170.000 sono transumanti, sono il 45% dei capi allevati, i pastori sono 330. Ecco, quindi io credo che con questa, diciamo, spero sia, vediamo se è l'ultima, non mi ricordo più, sì, con questa ultima diapositiva fatta di numeri, voi possiate farvi potete fare delle considerazioni. Per il nord-est avete visto che 60 capi, 60 aziende, controllando 60 aziende o comunque conoscendo 60 aziende, si conosce quasi il 50% della popolazione ovina e di tutti i suoi fenomeni. La rimanente parte è caratterizzata da piccoli allevamenti che hanno, diciamo, la cui produzione a volte ha consumo solamente locale, mentre invece questa parte ha una valenza superiore dal punto di vista economico ed ambientale. Non mi voglio addentrare. Quanti minuti? Siamo a quel punto lì. Metà? Sì. Questa immagine, una vecchia immagine che, ecco perché vi dico che i numeri non è che non sono importanti, sono importanti, e anche la localizzazione. È una vecchia diapositiva. Voi vedete i pallini, quelli più grandi, sono gli allevamenti transumanti nel Veneto che sono dislocati nella zona centrale della zona di Padova, Verona. Nella parte bassa, lungo l'Adige e il Po, quest'area qui, dove ci sono, in questa zona qui, dove ci sono i pallini rosa, sono allevamenti che hanno una consistenza dei 200-300 capi. Allora, adesso ce n'è qualcuno di meno, anzi molti di meno, però questo mi ha permesso anche di vedere che le razze, controllando le razze allevate in quella zona erano razze da latte, mentre le razze allevate nella parte superiore, quindi degli allevamenti transumanti, erano razze da carne. Tutto combaciava con i caseifici. I caseifici che lavoravano, che abbiamo censito allora, che lavoravano il latte ovino, erano nella zona chiaramente dove c'è la produzione. Quindi vedete i numeri e i dati devono sempre coincidere. Quando c'è qualcosa che non coincide vuol dire che le cose non funzionano. Le razze allevate, quindi si parlava di razze allevate. Questo è il risultato di un vecchio lavoro che non vi sto qui a tediare per chi non l'ha visto. Comunque vedete che nel solo Veneto c'era una varietà di razze molto notevoli. Cosa è rimasto? È rimasta l'Alparota, che conoscete, la Brentegana. Ho visto l'ultimo allevamento, erano 40 capi, quando sono andato poi per recuperarlo erano spariti, erano bellissime,
questa è la foto che vedete là, l'ho fatta io, erano le piccole pecore, piccoline, bianche, e l'allevatore aveva 80 anni, morto l'allevatore, sparite le pecore. Ecco, io posso dire di aver avuto questa fortuna, di aver conosciuto, alla mia età, 30 anni fa, ho conosciuto la generazione di pastori che portavano le tradizioni dell'anteguerra, e voi sapete che l'anteguerra è collegata ai secoli precedenti. Noi adesso, la pastorizia attuale, ma soprattutto quella transumante di adesso, c'è molto da dire sulla vicinanza e sulle caratteristiche che si possono confrontare con la transumanza di un tempo. Poi abbiamo la pecora progna, che è la piccola pecora della Lessinia, e la pecora Lamont. È stata recuperata, questo grazie a un mio studente, certo Filippo Menegatti, a Mario Rigoni Sterna. Abbiamo recuperato una cinquantina di queste pecore Fonza che adesso sono conservate, in particolare il nucleo più consistente è conservato qui a Biellino. Poi abbiamo la bergamasca biellese, avevo messo precedentemente bergamasca biellese. Voi sapete che ormai la razza possiamo dire che è una razza che è stata quasi sostituita, la bergamasca dalla biellese, addirittura alla fiera di Montichiari, dove siamo nella zona, una zona un po' particolare, quando presentano questi animali sono descritti come bergamasca biellesi, quindi è una razza, un po' la razza dei pastori transumanti. Poi abbiamo la massese, che è quella che vi dicevo nella parte bassa tra l'Adige e il Po. Ci sono anche pecore sarde, voi avete visto recentemente le vicissitudini di questa razza. Voi sapete che da 4 milioni è passata a 2 milioni, si è dimezzato il patrimonio in Sardegna a causa del prezzo del latte. D'altronde cosa hanno fatto i sardi? Non hanno valorizzato il loro prodotto. Perché? Di che cosa si parlava? Del pecorino romano. Ma se siamo in Sardegna? No, il pecorino romano è un prodotto tipico del Lazio, che lo producono a livello industriale anche in Sardegna, viene esportato negli Stati Uniti per fare che cosa? No? Gli fai hamburger. Cioè il formaggio io butto dentro un'impastatrice, no? E saporizzano l'hamburger, no? Adesso gli americani hanno scoperto che esiste anche i cinesi che producono, e anche il mercato rumeno, e quindi c'è stato queste problematiche relative al mercato del latte, folcloristica sotto un certo aspetto. Abbiamo il Friuli Venezia Giulia, vedete c'erano l'alpagota, la carsolina, la friulana, il crocilamo e la prezzana. Che cosa è rimasto? La carsolina, che è una bella pecora, bella dal punto di vista visivo, però caratteristiche morfofunzionali scadenti. La friulana è sparita con il terremoto del Friuli. La prezzana o Boveč nella parte alta, vicino al canale del Ferro, ne sono rimasti pochi capi, ce ne sono 1500 invece in Slovenia. Nel Trentino Alto Adige c'erano la bergamasca, la pecora della Roccia, la Ramona, la Ventegana, la Trentina, la Valbadia, la Valdultimo. Di queste sono rimaste poche, quelle locali. Sono state sostituite dalla Brown Berchef, dalla pecora della Valdultimo, la Brownes Berchef. Ecco, su questa pecora c'è qualcosa ancora da dire. Io avevo proposto alla Federazione Allevatori di Bolzano di studiare questo caso perché c'è qualche cosa che non va nella razza, secondo me, e quindi è ancora una razza, credo sia l'unica tra le nostre che merita ancora di essere studiata. Poi abbiamo la Wildenschaf o Brillenschaf, c'è la pecora degli occhiali, che sembra sia partita era la pecora tingola del Trentino, poi è stata portata in provincia di Bolzano, lì l'hanno selezionata e curata. Poi abbiamo la Tiroler Steinschaf, questa è la pecora della Valdultimo,
la Hüttenschaft, la Brown Mountain, Black Brown Mountain o la Schwarz Brown Bergschaft, la Walliser Schwarznasenschaft, cioè la pecora dal naso nero, poi abbiamo quella delle Suffolk, delle Texel e la pecora frigiona che sul Trentino producono del latte. Parlando sempre di pastori transumanti, parlando sempre di pastori transumanti, vedete i percorsi di pastori transumanti, la conoscenza dei percorsi di pastori transumanti non è facile. In questo studio che abbiamo fatto anni fa abbiamo seguito per 500 km alcuni più o meno 300 e 500 km dei pastori transumanti. Vedete che in questo caso partivano da Este, Verona, lungo l'Adige, arrivavano a Vicenza, su un altopiano di Asiago e poi se ne tornavano a casa. In questa azienda, questa diapositiva che voglio farvi vedere, vedete Codevigo, Padova, la via del sale di una volta, arrivavano Codevigo, Padova, Vicenza, Tiene, Asiago. Perché vi ho messo i confini dei comuni? Perché ricordo di aver contato assieme a un pastore il passaggio attraverso 52 comuni. Allora voi sapete che il pastore, l'indipendente del pastorale, deve andare dal sindaco per farsi fare l'autorizzazione. Grazie sempre al dottor Sponga, no, che si è prodigato per l'applicazione di un decreto legge che era in vigore in Piemonte e in Lombardia, anche nel Veneto non mi ricordo più, 2010, 2006, ecco, nel 2006 è stata applicata quella legge anche, e pertanto il pastore si rivolge all'ULSS che controlla il suo allevamento, l'ULSS che controlla il suo allevamento, ma poi il dottor Sponga spiegherà meglio di questa cosa, comunica ai vari comuni, alleviando di molto le problematiche del pastore, perché quando andava in comune trovava il vigile, non lo trovava, trovava il sindaco, non lo trovava. Ecco, poi c'è un'altra cosa che vi volevo far notare, la conoscerete già, il libro di Adolfo Malacarne. Credo che Adolfo Malacarne sia stato il primo a creare questa mappa. Questa mappa è, cioè lui cosa ha fatto? Ha intervistato, ha seguito per 10 anni pastori transumanti, si è fatto dare da loro le indicazioni, i comuni dove passavano, ha praticamente stilato una specie di serie di percorsi della transumanza, chiaramente non esatti come quelli che vi ho fatto vedere prima, però sicuramente sono indicativi, anche perché il pastore transumante, come è anche il sottoscritto, se uno mi dà un GPS, no, e mi dice senti, do il GPS, voglio seguire dove vai, no, il pastore transumante insomma un po' di privacy, uno dice no, cioè, vado dove voglio, quindi voi capite che sarebbe molto semplice seguire i percorsi di pastori transumanti, però questo viene a collidere magari con gli interessi dei pastori transumanti, i quali devono convivere, perché il mestiere del pastore transumante credo sia molto difficile. Personalmente non lo farei, no, soprattutto perché dovrei ogni giorno scontrarmi con varie situazioni. Ma la carne... Quale situazione? Quale situazione? Il sottoscritto perché è un lavoro difficile, poi il sole, la pioggia, il proprietario del terreno che ti vuole far lasciare passare, gli ambientalisti che vengono, il lupo, l'orso, non so, mettiamo tutte le problematiche che ci possono essere che rendono difficile il lavoro del pastore. Ecco perché non lo voglio fare, non lo vorrei fare, cioè, se sono costretto magari, come ho fatto tante altre cose, magari farei anche questo per vivere, però dico che è un lavoro molto difficile quello del pastore. E quindi ecco, Malacarne è riuscito a fare che cosa? A dare, no, per primo uno schema e delle indicazioni di questi e a renderlo disponibile di questi pastori transumanti. Niente, ho messo questa foto perché per tanti anni ho parlato della festa della transumanza,
20 anni fa, forse di più, anche 25, sono stato in Francia. Questo è il più vecchio dei pastori transumanti della Cru, della zona della Provenza. E come vedete si mettevano una volta all'anno, fanno questa festa a capo dei greci, sono 6-7 mila capi, e attirano, questa attività attira decine di migliaia di persone. Credo siano arrivati alla 30ª edizione. Forse per rispondere alla domanda che mi è, ma non per essere provocatorio, anzi è un motivo, deve essere un motivo di orgoglio del pastore, che non è un lavoro facile. Questa immagine è un'immagine di Giacobbe, sapete Giacobbe, Esaù, eccetera. Giacobbe si era sposato, voleva sposare la ragazza, però ha dovuto sposare la sorella per poi arrivare, sposarsi 2 volte per arrivare a quella giusta. No, funzionava così. E a un certo punto era stufo di fare il servo del suocero, no? E doveva andare via, scappare. Se voi andate nel battistero, il battistero del Duomo di Padova, trovate questa immagine molto più bella di quello che vedete qua. Allora, quando l'ho vista la prima volta ho detto porca miseria, ho visto il pecore Lamont, no? Anche là dipingevano il pecore Lamont. Non so se riuscite a vedere questa pecora con le macchie, la vedete? E qui ce n'è una più piccola con delle macchie, vedete? O no? Sì, intravedete? Fate finta di vedere. Questo è un gregge di pecore, no? Ci sono vacche, pecore con le macchie. E allora lui, perché ci sono queste macchie? Vuoi vedere che quando hanno dipinto, ha visto le pecore lamonesi, sono venute a Padova? No? Perché Giacobbe, no, per poter andare via, voleva portarsi via tante pecore. Il suocero gli ha detto, senti, ti puoi tenere quelle nere e quelle che hanno delle macchiette. E allora lui che cosa ha fatto? E le ha portate quelle bianche, le ha portate, vedete, a bere. E mentre bevevano, con questa specie di bastone, le ungeva, le sporcava. Oh, nella Bibbia Giacobbe non è l'ultimo che passa per la strada. Tra le altre cose lo vedete qua con l'aureola di santo, no? Però che ha fatto il ladro, perché si è portato via le pecore del suocero. Ecco, questo per lasciarci con, diciamo, con questo aneddoto. Fare il pastore non è facile e qualche volta bisogna anche, no, a sapersi arrangiare. Posso rubare 2 minuti o no? Velocissimo. Allora, mi sono letto il libro di Malakami. Vi consiglio, se non l'avete, di comprarlo. Non tanto per vedere i percorsi della transumanza o le belle fotografie, quanto quello che lui ha riportato detto dei pastori transumanti. Io vi ho detto dei numeri, ma se voi volete sapere qual è il mondo dei pastori transumanti, lo dovete leggere qua. Allora, ne avevo presi tanti, ma qua mi sa che non ho tempo di leggerne, vediamo se ne trovo uno. Se ne trovo uno così che vale per tutti, vediamo qua. No, ma comunque insomma non è questo, ma lasciatemi un minuto, io volevo leggervene tanti, ma il tempo è quello che è. Allora, fare la transumanza non significa prenotarsi i prati, i pascoli. Fare la transumanza significa essere capaci di trovare sempre qualche cosa andando avanti. Chi chiede se può entrare nei campi non è un vero transumante. Un vero transumante non chiede mai, entra in questo, no? Ecco, non è quello giusto, perché questo è un esempio, è scritto da Simone Pastore, è detto da Simone Pastore. I pastori non vivono di contributi, solo di contributi. Voi sapete che oggi più pecore ci sono, più contributi ci sono. È stato
stato fatto un bilancio, quasi il 70% del reddito dell'allevamento viene dai contributi, quindi diciamo che anche questo settore è un settore che è legato ai contributi. Quando non ci saranno più i contributi, ecco che diventerà importante la valorizzazione dei prodotti e quindi anche quello che diciamo, può essere di supporto a questo settore. Mi dispiace non potervi leggere tutto il resto, vi consiglio di comprarlo perché è molto bello, ma soprattutto sono molto belli questi pensieri. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio gli organizzatori per l'invito e per il tipo di tematica che affrontiamo oggi. Mi presento molto brevemente, io sono un professore di zootecnia dell'Università di Padova. Come formazione sono veterinario, ma poi mi sono sempre occupato di sistemi di allevamento in montagna e negli ultimi anni in maniera particolare mi sono occupato di sostenibilità dei sistemi di allevamento. Nella presentazione che vi faccio vedere cercherò di trattare un po' ad ampio spettro la tematica che mi hanno assegnato, cioè paesaggio e biodiversità. Quindi non parlerò soltanto di transumanza, ma cercherò di parlarvi un po', più che di parlarvi, di portare alcuni spunti di riflessione su questi temi per tutta la nostra montagna. Tra l'altro cercherò di mostrare diverse foto e quindi se volete organizzarvi come volete negli spazi per vedere al meglio non è un problema. Mi riaggancio a una cosa che ha detto all'inizio il dottor Pastore relativamente alla multifunzionalità dei sistemi zootecnici montani. Ovviamente chi alleva animali lo alleva per fornire dei prodotti, per ottenere dei prodotti che possono essere venduti e quindi se parliamo del nostro settore ovino, parliamo di carne, in alcuni casi parliamo di prodotti lattiero-caseari e si dovrebbe parlare in maniera rilevante anche di lana, anche se purtroppo adesso sta avendo dei problemi, oppure parliamo di tutti gli altri prodotti connessi alla zootecnia montana. Però poi ci sono una serie di effetti che sono più o meno diretti e che sono comunque legati all'attività di allevamento che sono veramente molto importanti per tutta la società. Tra l'altro alcuni di questi effetti sono quelli per cui vengono pagati con le tasse dei contribuenti i pagamenti agroambientali e quindi i contributi di cui si parlava prima. E vengo poi a quelli che sono i temi che mi sono stati assegnati, cioè vedete il mantenimento del paesaggio, la conservazione della biodiversità, ma anche altri che oggi magari toccheremo in maniera più marginale ma che sono meno rilevanti, come ad esempio la prevenzione dei rischi. Purtroppo abbiamo visto cosa è successo nelle nostre montagne soltanto ad ottobre, quindi ci sono notevoli cambiamenti in atto e il fatto di presidiare il territorio, mantenere l'allevamento sul territorio, dà una garanzia in più nel prevenire, nel controllare i rischi che stiamo vivendo. Ci sono poi degli aspetti che sono molto importanti e per i quali credo necessiterebbe un momento dedicato apposito, cioè tutto il legame con il turismo e con vari tipi di servizi collegati al turismo, per cui ci potrebbero essere, in alcuni casi ci sono delle sinergie molto positive tra sistemi di allevamento e turismo in montagna. E l'ultimo punto è molto importante, è l'eredità culturale. La transumanza credo che sia un esempio che calza proprio a pennello per parlare di legami tra zootecnia montana e eredità culturale di determinati territori. So che poi ci sarà un'interessante presentazione da questo punto di vista e quindi avremo modo anche di vedere il valore storico-culturale che ha la transumanza nelle nostre aree. Giusto per darvi anche una dimensione più ampia rispetto alla mia esperienza a livello locale, di queste tematiche se ne parla anche a livelli alti. Questo è un documento della FAO, è un documento recente che è stato pubblicato lo scorso anno, è in inglese ma credo ci sia anche la versione in italiano sul sito della FAO e parla, vi traduco il titolo, Crossing Boundaries, Legal and Policy Arrangement for Cross-Border Pastoralism. Quindi una serie di casistiche, di considerazioni sulle problematiche legate alle attività pastorali che vanno a livello transnazionale o comunque che superano i confini amministrativi dei territori che sono utilizzati. In questo documento sono presenti diversi aspetti legali e amministrativi, ma sono presenti casi studio molto interessanti e vengono fatte anche delle considerazioni in merito alla multifunzionalità dei sistemi pastorali e della pratica della transumanza. Anche qui ve lo traduco dall'inglese, è un sistema di gestione zootecnica multifunzionale che genera diversi servizi ecosistemici che vanno ben al di là delle praterie in cui è praticato il pastoralismo.
Quindi viene sancito da un documento approvato dalla FAO, pubblicato dalla FAO, che le attività pastorali forniscono dei benefici alla collettività, ben oltre alla semplice gestione delle praterie. Proviamo a vederne alcuni esempi adesso con questa presentazione. Allora cerco di non essere complesso, perché voglio far passare il messaggio. Se non si capisce, alzate la mano, mi dite, oppure se alcuni punti che vi dico non sono chiari, veramente volentieri ci torniamo subito. Allora diciamo che le pratiche di allevamento, la pratica transumante come tutte le pratiche di allevamento, sono inseriti in ecosistemi che non sono ecosistemi naturali al 100%. Non è corretto parlare di naturalità se parliamo di ecosistemi agricoli, sono habitat seminaturali. Sono comunque habitat estremamente importanti per la biodiversità, perché esistono da secoli. La pastorizia è praticata sulle nostre Alpi da sempre e quindi non è corretto ipotizzare un ambiente naturale senza la presenza dell'uomo, senza la presenza dell'allevamento degli animali, perché non è più la natura delle Alpi così come la conosciamo. È uno dei discorsi che era emerso quando è stato dato il patrocinio UNESCO per le Dolomiti Patrimonio dell'Umanità, in cui veniva contestato il fatto che un ambiente molto antropizzato, le Dolomiti sono un ambiente che presentano segni di presenza dell'uomo da sempre. In realtà è un punto di forza di questo territorio, la biodiversità che ospita le Dolomiti è generata da questo connubio che è sempre stato in equilibrio, è sempre stato sostenuto. Quindi diciamo che la presenza degli animali sul territorio è legata ad alcuni servizi. Ci sono dei servizi invisibili, che sono i servizi di supporto, di regolazione, il ciclo dei nutrienti, il fatto di avere dei terreni, dei suoli che siano fertili è fondamentale per produrre, ma genera tutta una serie di meccanismi positivi per la biodiversità. Un aspetto molto importante, ad esempio l'impollinazione, è sotto gli occhi di tutti il problema legato alle api. Se estendiamo il ragionamento sulle api a tutti gli altri insetti impollinatori che sono selvatici, quello è un grosso problema per la biodiversità, perché il venir meno o i rischi legati a queste popolazioni hanno delle ricadute negative per tutto il resto del contesto, non soltanto produttivo, ma in generale della presenza dell'uomo sui nostri territori. Dunque questi servizi sono quelli che permettono all'ecosistema di produrre. Tramite l'utilizzo di questi servizi può essere ottenuto il foraggio, che è la base per ottenere gli alimenti zootecnici legati alle attività di allevamento. Oltre a produrre quindi carne, latte e lana, che è un bene non alimentare ma comunque collegato ai nostri allevamenti, c'è poi la parte relativa alle risorse genetiche. Anche la conservazione della biodiversità è una funzione importante e farò poi due parole su questo. Ci sono però poi tutta una serie di servizi che non sono visibili, ma che sono dei benefici indiretti per tutta la collettività, quello di cui si parlava prima, che sono ad esempio gli aspetti culturali, gli aspetti paesaggistici, ma anche la conservazione della biodiversità naturale, degli ecosistemi così come li conosciamo. Quindi le risorse genetiche sono sia un bene di servizio, sia un bene più indiretto. Bene di servizio perché conserviamo razze o varietà agricole che ci interessano. Un bene per tutta la collettività perché manteniamo un determinato habitat, manteniamo le praterie del nostro territorio. Possono esserci anche dei disservizi, se gli equilibri vengono rotti o vengono a mancare, possono crearsi dei problemi legati a un venir meno di un corretto servizio di supporto, quindi tutta la parte sotto, quindi un carico troppo elevato sui pascoli può provocare erosione, un abbandono dei pascoli causa riforestazione e perdita del valore foraggero del territorio. Lo stesso sul paesaggio, la conversione delle praterie a qualcos'altro di più produttivo può rompere il normale paesaggio del nostro territorio, l'abbandono della zootecnia causa riboschimento e quindi viene meno il paesaggio così come lo conosciamo. Quindi vedete che se parliamo di servizi ecosistemici possiamo pensare a tutti quegli equilibri che si generano tra il sistema agricolo o il sistema seminaturale in cui l'allevamento è inserito e le produzioni che sono collegate a questi particolari agroecosistemi. Quindi veniamo al paesaggio zootecnico. Il paesaggio zootecnico, soltanto un paio di spunti, riguarda tutte quelle aree in cui i sistemi di allevamento sono fortemente legati all'uso del territorio e quindi tutti i sistemi in cui abbiamo allevamento di ruminanti basati su prati pascoli hanno una particolare valenza in termini di paesaggio.
Un altro dato solo vi porto: metà della superficie agricola utilizzata in Italia è gestito da aziende che hanno allevamenti ed hanno quindi prati pascoli. In montagna questo è la quasi totalità, quindi se parliamo del totale della superficie agricola in Italia, metà è legata a questa tipologia di sistemi, se parliamo della montagna è quasi interamente legata a questa tipologia di sistemi. Vi segnalo tra l'altro una pubblicazione su questo, se qualcuno fosse interessato, c'è un documento che è stato pubblicato di recente. Questo documento fatto dall'Associazione per le Scienze per le Produzioni Animali, l'associazione italiana di chi si occupa di zootecnia, e parla del paesaggio zootecnico italiano. Tra l'altro vedete che nella foto viene riportato un gregge di pecore, questo è in centro Italia, e ci sono vari capitoli e alcuni capitoli sono specifici per il nostro contesto alpino, ed è veramente un documento molto interessante che va a dare un quadro complessivo su questa tematica che fino a quel momento era stata affrontata da discipline diverse o in maniera frammentaria. Qui si cerca di fare un quadro generale che sia ben organizzato. E veniamo ad un esempio del nostro territorio. Questa è Cortina d'Ampezzo nel 1903, quindi un momento storico in cui l'agricoltura e la zootecnia erano per l'autosostentamento, quindi tutti dovevano produrre bene o male quello che consumavano, e quindi a casa un po' degli animali ce l'erano tutti e i prati venivano falciati fin dove era possibile farlo. Quindi vedete che la linea del bosco era praticamente al confine con dove partiva la parte rocciosa, mentre tutto il resto veniva o falciato oppure se non altro pascolato. Vi invito a concentrarvi sul campanile, che è l'unica cosa che si riesce a seguire nelle foto successive. Questo è il campanile della chiesa di Cortina, che è rimasto lo stesso. Fine anni 50, dopo la seconda guerra mondiale, questo del 58, Cortina d'Ampezzo comincia a cambiare, perché comincia a cambiare la società. Lo sviluppo economico, assistiamo dapprima a un venir meno delle attività collegate all'agricoltura, e l'agricoltura che resta non è più un'agricoltura di sostentamento come era prima, quindi non è più necessario andare a falciare proprio dappertutto, perché sennò non ne ho per affrontare poi l'inverno. Comincia anche ad esserci un'espansione del centro abitato, comincia a essere interessante dal punto di vista turistico. Sono gli anni in cui poi ci saranno le Olimpiadi invernali e quindi diventa famoso a livello mondiale. Quindi rimane sempre la chiesa di prima, con l'espansione del centro abitato nella parte di fondovalle che va ad occupare parti di prato, e un rimoschimento delle parti dove comincia a essere fatica andare a pascolare o anche solo a considerare lo sfalcio, fino ad arrivare a una foto dell'inizio del 2000 in cui la chiesa di Cortina c'è sempre, il centro abitato si è espanso ulteriormente soprattutto con seconde case, c'è stato un forte rimoschimento, le aree a prato non ci sono più. Segnalo questo che è uno stallone, altri edifici zootecnici non ne ho trovati nel riguardo di questa foto, e questo è un po' un quadro che potremmo trovare in molti territori del Bellunese. Alcuni anni fa avevo prodotto una pubblicazione con il professor Amanzin, che si è sempre occupato di queste cose, relativamente alle relazioni che ci sono tra l'evoluzione del territorio bellunese e l'evoluzione del settore agrozootecnico, ed emergeva che solo i sistemi di allevamento tradizionali sono in grado di tenere le aree più marginali, cioè quelle più pendenti o quelle meno vocate a determinate produzioni. Sia l'abbandono sia l'intensificazione non tengono i versanti, perché l'abbandono fa perdere tutto, l'intensificazione tiene le parti più convenienti e il resto viene abbandonato. Magari non è una cosa che è così nuova, le persone magari lo sapevano nella loro esperienza quotidiana, però l'abbiamo dimostrato con dei numeri e devo dire che il fenomeno è molto marcato. Le uniche zone della provincia di Belluno in cui non c'è stata una perdita di aree aperte negli ultimi 30-40 anni sono quelle zone in cui si era già perso tutto prima. Quindi dove non c'è perdita di area aperto sono ad esempio Ospitale, Perarolo, Cibiana, dove si era già perso prima. Il resto è un fenomeno che è continuato nel tempo. E qui giusto, questo è un esempio che ho usato altre volte, questo è un esempio preso in Trentino, non riguarda neanche il settore delle pecore, riguarda il settore di bovini e latte, però è abbastanza esemplificativo. Questo è il centro abitato di Pinzolo, il punto rosso è un allevamento di vacche da latte,
vedete un fondovalle antropizzato con delle aree a prato, a cui fa seguito poi un versante completamente rimboschito, fatto salvo poche aree che rimangono aperte. E queste poche aree, vedete nella parte a giallo, i prati che va a falciare questo allevatore, e sopra una zona pascolo, quella in alto sulla vostra destra. Fermentazione fondiaria è uno dei limiti che hanno tutti quelli che fanno allevamento, tante piccole parcelle che devo andare a falciare per produrre il foraggio che mi serve a casa o che devo andare a utilizzare con i miei animali al pascolo per avere abbastanza da sostenere i loro fabbisogni. Questo è un limite dal punto di vista produttivo, ma questo limite genera benefici per tutta la collettività, perché un'area come questa genera una frammentazione tra un'area a bosco uniforme con un'area aperta, e dove c'è un cambiamento di paesaggio c'è biodiversità. Anche un'area come questa ai margini significa che c'è una forte area di ecotono, quindi un passaggio da un habitat a un altro, e aumenta la biodiversità. Dal punto di vista ecologico è importante, come è importante dal punto di vista turistico, permette alle persone di vedere il paesaggio e di avere accesso al territorio. E veniamo quindi alla parte sulla biodiversità. Biodiversità, questo è un grafico che mette in relazione l'intensificazione delle pratiche di allevamento con la biodiversità. Emerge che l'optimum, il livello dove c'è un equilibrio ideale, diciamo, è dove è presente l'agricoltura, è presente la zootecnia, ma è presente con un sistema non intensivo, con sistemi, diciamo, che tendono a utilizzare al meglio quello che il territorio offre, senza caricarlo eccessivamente. Sia dove c'è l'intensificazione sia dove c'è l'abbandono viene meno la biodiversità. I due esempi che faccio sempre: prati abbandonati riboschiscono, dove c'è il bosco coetaneo viene meno la biodiversità. Venite a Legnano, dove siamo noi con il campus, e il paesaggio è dato da monoculture di mais e allevamenti di animali di una sola razza. Anche lì la produzione è buona ma la biodiversità è bassa. Dove c'è equilibrio, come la foto di prima, è una zona dove c'è il massimo della biodiversità. E qui un po' di spunti così sul perché è importante la biodiversità. La biodiversità è importante a vari livelli. Sono importanti ad esempio le razze e le varietà allevate. Prima Emilio Pastore, il dottor Pastore, ha fatto vedere tutta una rassegna relativa alla biodiversità legata agli ovi caprini, con alcune razze che si sono già estinte. Ma è un patrimonio notevole che ha diverse funzioni, non soltanto una funzione d'uso, ma anche funzioni di opzione o di esistenza si chiamano, quindi anche in prospettiva per le generazioni future, per affrontare eventuali emergenze, o anche perché semplicemente ci sono sempre state in quel contesto ed è giusto tutelarle. E qui il patrimonio italiano è notevole, ci potremmo parlare a lungo di quali sono i sistemi migliori per la conservazione in situ, ma credo che ad esempio diversa biodiversità legata agli ovini possa essere conservata in sistemi di allevamento che sono quelli tradizionali del nostro territorio. Un po' di spunti per il futuro, ne faccio vedere uno solo. Qui, se aprissimo questa parentesi, dovremmo parlare a lungo, perché vedete un ambiente che viene abbandonato dall'uomo, comunque che vede limitata la presenza dell'uomo, c'è un ritorno alla naturalità e ci sono problemi di coesistenza, ad esempio con i predatori, o di coesistenza con un ambiente che non è più presidiato interamente dall'uomo. Io volevo fare uno spunto su questo. High Natural Value Farmland è un altro concetto, zone ad alto valore ambientale che però sono legate all'agricoltura. L'Europa ha mappato quali sono le zone che hanno un alto valore naturale e che esistono perché c'è l'agricoltura, e nei pagamenti agroambientali viene dato molto risalto al fatto di conservare queste zone. Sono tutte quelle aree, ad esempio le praterie alpine sono un classico esempio di High Natural Value Farmland. Devo fare vedere una mappa. Questa è la mappa dell'Unione Europea, dove con le macchie verde scuro vengono indicate le zone che sono considerate come High Natural Value Farmland, e quindi vedete ci sono sulle nostre montagne e ci sono in molte aree del Mediterraneo. La mappa sopra, quella in alto, indica le zone dove sono insidiate storicamente da sempre delle rotte di transumanza nel documento di prima della FAO, il primo che avevo richiamato. Non è ovviamente molto preciso, non ha rotte locali perché va a grandi linee, però la cosa che volevo porre alla vostra attenzione è che dove c'è il verde scuro delle zone che hanno un alto valore dal punto di vista naturale,
c'è anche il verde scuro di dove è radicata la presenza della transumanza. Quindi vedete che non è difficile dimostrare un connubio tra transumanza e aree ecologiche ad alta biodiversità, ma aree semi-naturali ovviamente, perché sono aree dove da sempre c'è la presenza dell'uomo. E quindi chiudo con questo spunto: come si fa a dare valore a questi servizi? Penso che non sia difficile capire che questi servizi ci sono e sono positivi, però bisogna dargli un valore. Ci sono stati vari studi da questo punto di vista, si sta lavorando anche nell'ambito scientifico con pubblicazioni di alto livello. Questa è una pubblicazione di alcuni anni fa, fatta in Svizzera. Opzioni politiche e di supporto alla transumanza e alla biodiversità nella montagna europea. Questi sono due studi invece fatti sulla transumanza in Spagna. Sono tutti legati a trovare delle strategie per dare un valore economico a queste funzioni o a capire quanto le persone sono disposte a pagare per questo. Io vi faccio vedere molto brevemente una cosa che abbiamo fatto a Trento, che non riguarda nello specifico la transumanza ma riguarda la zootecnia montana. Abbiamo chiesto a 400 persone che non sono allevatori ma che pagano le tasse di zone limitrofe a Trento, tra l'altro neanche trentini, quanto sono disposti a pagare per il paesaggio, la biodiversità, la qualità dell'acqua e prodotti di qualità. Mi spiego meglio, cioè quanti soldi tirano fuori di tasse per pagare i contributi per questi aspetti legati alla zootecnia. E è stato un po' interessante scoprire che c'è disponibilità a pagare, perché gli intervistati erano disposti a pagare fino a 160 euro pro capite come tasse a sostegno della zootecnia trentina, persone che non vivono a Trento, ok? Quindi perché mi deve interessare? Perché so che possiamo avere dei benefici collettivi, quindi perché con i miei soldi dovrei sostenere quello? Per tutelare la qualità dell'acqua, prevenire l'eccesso di nutrienti, prevenire una non corretta gestione del deflusso dell'acqua a valle. Questa è la voce principale, seguita da biodiversità e paesaggio. Nessuno con le tasse paga la qualità dei prodotti. La qualità dei prodotti la paga il consumatore quando va a fare i suoi acquisti più o meno consapevoli. Quello è un fronte. L'altro fronte è quello dei contributi. Si diceva prima che il 70% del reddito è legato a contributi, i contributi sono sempre più pagati per questo. L'altro fronte, dicevamo, è quello di valorizzare i prodotti, e noi nel nostro piccolo stiamo provando a farlo. Si diceva prima, il direttore del centro consorzi presentava uno dei progetti in cui siamo coinvolti, che è il progetto Sheep All Chain, che è relativo alle pecore di razza Alpagota e di razza Lamò, e che ha come obiettivo, vedete, il miglioramento della competitività degli allevamenti. Ha un partenariato variegato che prevede un supporto tecnico dato dall'Università, dall'Istituto della Lucia o dall'ASL di Belluno. C'è poi un supporto più di marketing commerciale dato dall'agenzia di Ferrara, che è il punto 3, e poi c'è il ruolo prioritario legato alla presenza di tutti quelli che fanno allevamento, che coordinano la presenza sul territorio. Abbiamo ad esempio l'Unione Montana d'Alpago e abbiamo diverse associazioni o singoli imprenditori. In questo progetto uno degli obiettivi è proprio quello di valorizzare il territorio attraverso politiche specifiche di marketing. Quindi stiamo tentando di definire degli strumenti, ed è in corso in questo periodo il lavoro, durerà 2 anni, quindi finiremo il prossimo anno, e l'idea è quella di valorizzare i dati che otteniamo a livello delle relazioni tra animali e territorio anche con strategie di marketing ben specifiche. Quindi io con questo concludo la mia presentazione. I 2 elementi che volevo portare alla vostra attenzione sono proprio questi: la sostenibilità del sistema sia dal punto di vista economico che sociale ed ambientale deve passare per forza di cose dal fatto di avere un valore aggiunto per le filiere legate alla montagna. Se torniamo alla transumanza, bisogna trovare il modo di dare valore aggiunto a tutte quelle funzioni che la transumanza ha per la collettività. Non è soltanto per un punto di vista ambientale, ma proprio una serie di funzioni positive per la collettività. Per far questo vi ricordo l'ultimo punto, è molto importante: in tutti i progetti cerchiamo di trovare una sinergia tra tutti gli attori della filiera, cioè da chi alleva gli animali. Chi alleva gli animali è lo snodo fondamentale, perché i veri cambiamenti passano da parte di chi l'agricoltura la pratica. Poi ci deve essere un supporto da parte della parte tecnico-scientifica, da parte dei gruppi amministrativi, e poi bisogna raggiungere il consumatore. Se poi volete possiamo discuterne, non vorrei togliere altro spazio, e vi ringrazio per l'attenzione.
Per chi non mi conosce, sono veterinario dell'ASL, sono da parecchi anni, qualche decennio che lavoro sul territorio, per cui mi è stato chiesto di fare un intervento particolare, cioè quello di elencare, così, fare vedere un attimino, di dire quali sono gli aspetti che possono essere anche motivo di attrito fra i pastori, che sono coloro che passano nei terreni anche degli allevatori, e quindi spesso e volentieri ci sono delle situazioni che non sono reali, per cui la cosa più importante è quella di sapere prima di conoscere, sia da parte degli allevatori sia da parte dei pastori che passano nelle nostre zone. E quindi ho accettato per questo, perché è importante. Io so che ci sono delle problematiche per quanto riguarda il passaggio di questi greggi, sempre di più, e quindi è bene cercare di capire, proprio per poi trovare delle soluzioni fra professionisti, perché la prima cosa che voglio dire è che adesso vedremo, ci sono chiaramente, come in tutte le categorie, persone che sono professionisti della loro occupazione, del loro lavoro, per cui con questi si può parlare, si può arrivare a delle soluzioni. Coloro che non sono professionisti e fanno, tra virgolette, delle azioni che possono portare a delle problematiche anche di tipo sanitario, noi siamo qua proprio per evitare questo e per anche sanzionare quando è necessario. Intanto io sono un pratico, per cui facciamo due numeri. Dunque abbiamo dai dati di questa settimana, quindi dei dati della banca dati regionale, vediamo la consistenza degli animali ovicaprina che abbiamo nella nostra ASL Dolomiti. Noi abbiamo circa 20.868 abbiamo 20.868 capi totali, di cui 9.419 transumanti nostri e 11.449 stanziali. Questi sono i capi esistenti. Perché noi dobbiamo parlare di transumanza, dobbiamo aggiungere nei periodi critici, che sono la primavera, che è la parte dove temporale, dove i greggi dalla pianura vanno verso la montagna, e l'autunno quando scendono, aggiungere circa 11.000 capi. 11.000 capi è un dato che ho estrapolato dai dati del 2016, quando c'è stata questa popolare di epidemia di blutongo, come ricordate, di lingua blu, per cui in definitiva nel nostro territorio circolano in primavera e in autunno circa 34.000 capi ovicaprini, soprattutto ovini. Una prima considerazione che dobbiamo fare è questa: noi dobbiamo distinguere tra transumanti e vaganti, perché i transumanti sono, innanzitutto per capire questo, è da chiarire, circa una decina d'anni la temperatura è diversa, i prati non sono innevati come un tempo, per cui un tempo cosa succedeva? C'erano solo i transumanti che partivano in primavera dalla pianura, andavano su nei pascoli montani alpini verso maggio, aprile-maggio, ritornavano a settembre. Da settembre a maggio avevamo la neve, per cui, o il gelo, per cui qua pecore vaganti non ce n'erano. Adesso da 7, 8, 10 anni, forse anche meno, abbiamo dei greggi che circolano nelle nostre zone, proprio a causa di questo innalzamento della temperatura, quindi i prati sono ancora verdi, vedete la giornata di oggi che è anomala, e che sono quelli oggettivamente che possono dare dei problemi maggiori per quanto riguarda questa convivenza fra gli allevatori nostri, i bovini chiaramente, e gli allevatori, i cosiddetti pascoli vaganti. In genere i transumanti sono i professionisti, anche dei vaganti, ma i transumanti sono coloro che non hanno nessuna intenzione di provocare delle diatribe, perché il loro interesse è quello di passare e andare nelle zone alpine e viceversa, passare e ritornare nelle zone marittime. In genere arrivano fino al mare di Grado oppure di
di Venezia e così via durante l'inverno. E vediamo un attimo, prima cosa, noi dal punto di vista sanitario come consideriamo i pastori, gli allevatori di pecore transumanti? Come tutte le filiere di carne, perché il pastore è vero, come è stato detto dai miei predecessori, che oggi come oggi ha una percentuale di reddito dovuta ai cosiddetti contributi europei, no? È chiaro. Però l'allevamento fa parte della filiera produttiva della carne, perché loro in definitiva producono agnelli, non producono né latte e neanche lana dal punto di vista commerciale. La lana ultimamente viene venduta per fare altre cose, non certo per diciamo, la produzione di vestiti. Quindi è un allevamento da carne, è un allevamento estensivo. Forse è l'allevamento estensivo per antonomasia, nel senso che è l'allevamento che sta all'aperto sempre, tutto l'anno. L'allevamento estensivo è il contrario dell'intensivo. Quindi dal punto di vista sanitario possiamo dire che tutte le problematiche degli allevamenti intensivi, che sono concentramento di animali, alimentazione forzata, produzione forzata, e tutto quello che si può dire attorno, sono evitate. Nel senso che l'animale vive in una maniera naturale di così, vive nei pascoli, nei prati e cammina, viaggia. Quindi abbiamo problematiche sanitarie per certi versi minori, però questo non vuol dire che il pastore, l'allevamento dei pastori non venga tenuto sotto controllo. Viene tenuto sotto controllo da noi, dai servizi veterinari, come allevamento da carne, per cui è costretto, è obbligato alla registrazione qualora inizia l'attività. Devo dire, apro una parentesi, in questi ultimi tempi abbiamo parecchie persone che chiedono, magari con piccoli nuclei di animali, di pecore, di aprire attività, magari estanziale, però è sempre un allevamento ovino da carne. Devono avere, nel caso dei vaganti o transumanti, il libretto di pascolo, e qui c'è da dire una cosa: il libretto di pascolo fa riferimento alla residenza del pastore, perché noi potremo avere, e abbiamo nella nostra zona, dei greggi che vagano, che sono trentini, fra virgolette, così come in altre zone potrebbero esserci dei greggi, e ci sono, che sono nostri, fra virgolette, dal punto di vista amministrativo e sanitario, ma vagano o transumano in zone di pianura. Sono obbligati all'anagrafe zootecnica, quindi l'anagrafe zootecnica, voi sapete, come nei bovini, come in qualsiasi altre diciamo, specie animali zootecnici, è obbligatoria per una questione di tracciabilità, perché in questo caso l'agnello, ma in ogni caso l'animale in sé è un potenziale alimento, quindi dobbiamo risalire sempre dall'alimento all'origine dell'alimento stesso, sia che sia un prodotto di origine animale, sia che sia l'animale stesso. Quindi è obbligato ad avere un registro di stalla, in questo caso di gregge, no? Dove vengono registrate tutte le movimentazioni animali, non solo se, così come voi sapete negli altri allevamenti, se usa dei farmaci deve avere le ricette, deve esserci un veterinario di fiducia che gli fa la ricettazione, deve trattare gli animali e deve segnalarlo qualora gli porta l'aceto, questo è. Ma veniamo, io sto molto stretto perché poi magari lascio alle domande, veniamo un attimo a quello che si fa in pratica sull'allevamento ovini caprino. Abbiamo delle profilassi di stato obbligatorie, la brucellosi, apro una parentesi, così come nei bovini, così come negli ovini e anche negli altri animali, le diciamo, attività di profilassi che vengono fatte, le malattie che vengono controllate e così via, sono decise a livello regionale, nazionale dal Ministero e con gli accordi Stato-Regione a livello regionale in funzione dello stato sanitario del territorio. Quindi noi dobbiamo tenere presente che la provincia di Belluno con quella di Trento e Bolzano è stata la prima ufficialmente indenne per brucellosi, tubercolosi e leucosi, ormai da 30 anni, 40 forse. Adesso anche il Veneto il top.
quindi le attività che vengono fatte sugli allevamenti sono in funzione del livello sanitario del territorio, quindi compresi i bovini, compresi gli oligacaprini. In pratica, se c'è un focolaio o comunque l'evidenza di una malattia nel bovino, vengono fatte quelle, ma anche diciamo, le prove in maggior misura anche nel settore ovino, proprio perché ci sono malattie come la brucellosi, che oltre ad essere una nostra malattia, una zoonosi, è una malattia trasversale ai bovini e agli ovini. Chiaro? Tra l'altro, facendo riferimento ai diciamo, allevamenti da carne bovina, negli allevamenti da carne bovina vengono fatte delle prove annuali a campione. Nel caso dei greggi, transumanti o vaganti, vengono fatti in modo semestrale, quindi il doppio. Perché questo? Perché è stato stabilito, è evidente, e lo potete anche capire, che un allevamento stanziale è più controllabile. Un allevamento diciamo transumante che gira e quindi ha più possibilità di venire a contatto con i selvatici, venire a contatto con situazioni di pericolo, quindi vengono fatte 2 volte l'anno, in genere all'inizio della primavera, maggio ormai si inizia, aprile-maggio, lo faremo adesso, e poi verso settembre-ottobre a campione. Pensate che fino a 3 anni fa, 4 anni fa, i prelievi di sangue sugli ovini si faceva al 100%, quindi tutti i bovini, i 33.000 che erano qua, venivano saggiati per brucellosi tutti gli anni. Adesso la situazione epidemiologica per quanto riguarda la brucellosi è sicuramente migliorata, anche perché il Veneto, non solo la provincia di Belluno è ufficialmente indenne, per cui le maglie sono state un po' allargate, si fa 2 volte sì, ma a 25%. Altra prova ufficiale e obbligatoria è la TSE, è stata diciamo, menzionata dal professor Pastore, cioè la screpi, che è una malattia diciamo, trasmissibile, una malattia, una spongiforme encefalica trasmissibile, fa parte delle malattie della mucca pazza praticamente, TSE, screpi e la DSE dei cervidi e così via, ci sono, e poi soprattutto quella, la variante umana di Creutzfeldt-Jakobs, no? E perché questo? Perché innanzitutto la questione della mucca pazza è un po' scemata, giustamente scemata dal punto di vista mediatico, perché grazie a Dio non ci sono più casi umani, però non è ancora attenzionata dal Ministero, dall'EFSA, che è diciamo, il centro di sicurezza alimentare europeo, perché è una malattia che deve essere controllata. Non a caso, per esempio, nei bovini tuttora viene finanziato a livello europeo delle prove al macello, vengono eliminate delle parti del sistema nervoso centrale, midollo spinale, vengono fatti prelievi su tutti gli animali morti in allevamento, come voi sapete. E per quanto riguarda i greggi, per questa screpi, che è simile alla DSE, quindi alla mucca pazza, cosa facciamo? Facciamo delle prove sui maschi, no? Perché si è visto che la malattia, questo in tutti gli animali, probabilmente anche sull'uomo, è particolarmente sensibile a certe condizioni genetiche, quindi si cerca di selezionare i maschi che sono resistenti alla DSE, alla screpi. E questo negli anni stiamo praticamente arrivando a un livello tale per cui questi maschi sono praticamente esenti e trasmettono i loro geni al gregge, e quindi abbiamo un calo del rischio per quanto riguarda la DSE, scusate, la TSE, chiamata anche screpi nelle pecore. Altra profilassi che si fa è la blutonga. Voi sapete che la blutonga è una malattia che è scoppiata verso il 2016, ma già era in Italia da parecchi anni, è una malattia dei bovini e degli ovini, e quindi facciamo la vaccinazione, che è stata obbligatoria. Quest'anno non è più obbligatoria nel Veneto, perché ormai, come dicevo prima, il rischio è minore e diciamo, ha solo una valenza di tipo privatistico, oppure se vai nel Trentino o nel Friuli Venezia Giulia, dove è obbligatoria, bisogna farlo per quanto riguarda i greggi. Ebbene, queste sono diciamo, degli aspetti
che vengono fatti tutti gli anni su tutti i greggi che passano nella nostra provincia. E poi è ovvio che il gregge non può fare a meno di seguire delle minime pratiche di tipo sanitario, perché un gregge è un concentramento di specie di oltre 1000 animali e quindi non possiamo fare a meno, per esempio, e questo tutti i pastori lo fanno, a meno che non vogliono diciamo, finire la loro attività in pochi anni, è la vaccinazione contro il clostridiosi, il tetano, il Clostridium perfidi, cioè tutte quelle clostridiosi che danno tetano in primis, ma anche, perché voi sapete che viaggiando per i territori così c'è il contatto continuo, oppure anche diciamo, l'edema maligno, cioè queste tossinfezioni intestinali dei capretti, se non fossero vaccinate, e lo fanno tutti gli anni, le ricette le facciamo noi, i veterinari professionisti, non potrebbero diciamo, resistere come tipo di allevamento. E non da ultimo, ma importantissimo, sono i trattamenti antiparassitari. Quelli sono diciamo, una delle prime diciamo, profilassi che l'allevatore deve fare, perché è ovvio, i parassitosi si trasmettono fra gli animali, diciamo, un certo numero di animali che sono a contatto continuamente devono essere tenuti sotto controllo per quanto riguarda i parassiti interni, appunto gli endoparassiti, gli strongili, oppure parassitosi polmonari, intestinali, e anche ectoparassiti, quindi le rogne, gli acari, e per certi versi anche un certo effetto per quanto riguarda le zecche, anche se non è scritto, ma i prodotti che in genere sono di ivermectina hanno diciamo una valenza anche sui diciamo, le zecche che sono dei parassiti succhiatori. Quindi noi vengono fatte delle prove proprio per diciamo, dare sicurezza di tipo sanitario a questi diciamo, allevamenti. Due parole le voglio fare un po' più precisamente per quanto riguarda la Blue Tongue, perché è una malattia infettiva, ci sono vari serotipi, viene trasmessa dagli ematofagi, che sono dei colicoides, dei piccoli insetti che fungono e quindi succhiano il sangue, si trasmette attraverso questa modalità e colpisce gli ovini e i bovini. La differenza è che negli ovini c'è una mortalità molto alta, nei bovini no. Questo non vuol dire però che la malattia non sia importante per i bovini, sempre per il discorso che vi facevo prima. Perché? Perché se viene evidenziato anche oggi un focolaio di malattia di Blue Tongue, lingua blu, in un gregge oppure in un piccolo allevamento di ovini, in un raggio di 20 km la movimentazione dei bovini sarebbe esclusa. Quindi vaccinare gli ovini per quanto riguarda la Blue Tongue non è solo una questione che salviamo dalla malattia agli ovini, ma salviamo dalle problematiche di tipo commerciale i bovini in tutto il territorio, quindi si ha questa sinergia sempre. Due dati voglio darli per le problematiche che abbiamo avuto, tanto per capire la grandezza della situazione che abbiamo avuto nel 2016. Abbiamo vaccinato in giro di 3 mesi 26.500 capi, tutti i capi li abbiamo vaccinati, era settembre. E qui devo dare atto anche alla nostra ASL che è stata sensibile, che ha anticipato i soldi, perché se ne aspettavamo che il Ministero tramite la Regione ci desse il vaccino, arrivavamo magari 6 mesi dopo, invece di 300 morti che sono stati, i soggetti morti, ne avremmo avuti magari 1500. Tutt'oggi, per quanto riguarda, oltre alla vaccinazione, alle pecore, e eventualmente ai bovini quando devono uscire dalla nostra zona o andare in zone particolari, facciamo un'attività di controllo cosiddetto ad aziende sentinella, ne abbiamo 4, 2 a Feltre e 2 a Belluno. Praticamente facciamo prelievi ai bovini per vedere se il virus circola nell'animale bovino, e abbiamo delle trappole per insetti entomologiche, una a Feltre e una a Pieve di Cadore, dove ogni settimana vengono prelevati gli insetti, mandati all'istituto profilattico di Padova, dove fanno analisi per vedere se c'è il virus in quegli insetti, e a tutt'oggi è tutto negativo. Però
era per dire che il controllo viene fatto sistematicamente da anni. Il punto che ho voluto anche evidenziare sono le zecche, perché uno dei motivi da parte della popolazione, le pecore portano le zecche. Ora, non si può escludere che le pecore non abbiano le zecche, questo è evidente, però innanzitutto le zecche ce ne sono di 30 specie, molli, agaside oppure ixodide, che sono quelle dure, colpiscono soprattutto i selvatici. Le zecche sono animali che non vedono, non hanno la vista e vanno per feromoni, sentono il tipo di animale. Loro vorrebbero i selvatici e che occasionalmente colpiscono anche l'uomo, trasmettono malattie anche pericolose per l'uomo e per gli animali, ma il loro obiettivo è, diciamo, andare verso quel tipo di animale. Ora, è ovvio che anche il gregge che passa per il Greto del Piave verrà a contatto con le zecche. Allora, il primo punto è che il gregge viene in qualche maniera trattato da altri parassitari, quindi per certi versi un minimo di immunità ce l'ha. Ma soprattutto devo evidenziare che i fattori che influenzano soprattutto la diffusione delle zecche in queste zone, nelle nostre zone, sono la temperatura che si sta alzando, l'umidità e la vegetazione. Cosa significa l'umidità? Significa che le zecche non vivono nei prati pascolati. Il miglior disinfettante per le zecche è il sole e l'asciutto. Per cui se noi abbiamo i pascoli non pascolati e quindi l'erba alta, voi sapete che verso il fondo dell'erba è umido e lì vivono, infatti vanno sullo stelo per aspettare l'animale che passa. Quindi per certi versi il gregge da un lato può avere anche delle zecche che porta, ma se pascola i benefici sono maggiori, perché se noi abbiamo queste zone enormi di prati incolti, lì proliferano le zecche sempre di più. Questo è il concetto. E un altro punto che ho saltato, ma non perché non sia meno importante, è che comunque la zecca non lascia la pecora per andare su un altro animale. Non è che la zecca ogni mese, ogni 15 giorni va a fare un pasto nei vari animali, pecore, no, la zecca fa un pasto all'anno, anche uno ogni 2 anni, e lo fa in genere in questa stagione e anche verso settembre, e lo fa una volta all'anno per poter riprodurre, per fare le uova. Quindi la zecca che comunque possa cadere da un gregge che ha già fatto il pasto non è più pericolosa. Infatti per noi, chiudo, per non esagerare con la questione delle zecche, noi siamo a rischio soprattutto nel periodo di primavera, quando le zecche non hanno adesso, i primi soli, i primi caldi, le zecche escono dal letargo perché durano circa, hanno una vita media di 3 anni, escono e hanno bisogno di fare questo pasto. Basta. La persona che va a spasso nell'erba alta prende le zecche. Però se noi facciamo lo stesso cammino verso agosto, verso luglio-agosto, probabilmente abbiamo una percentuale di rischio che è l'80% in meno, perché ormai hanno fatto il pasto e fino all'anno successivo non lo fanno più. Questo è un capitolo che ho messo, che non ha niente a che fare con gli aspetti sanitari, ma per certi versi sì, che sicuramente sarà motivo di discussione, ovvero la disciplina del pascolo vagante. Perché non sono d'accordo con il professor Pastore, con la, diciamo, quella pensiero che ha letto del libro, non è professore perché l'ha scritto Malacane, perché il pastore professionista e il pastore che vogliamo noi deve chiedere dove andare e deve essere, diciamo, sostenuto dalla popolazione proprio perché ha un comportamento di tipo preciso e regolare. Ora, era nel 2004 il circolare, è stato accennato anche dal professor Pastore. Noi abbiamo fatto, io sono stato uno di quelli che ha partecipato come veterinario a livello regionale, di una circolare del Veneto che snellisce questa attività di disciplina di pascolo, cioè di itinerante, cioè praticamente il pastore dal 2004 non è più obbligato a denunciare il suo passaggio comune per comune, perché diventa veramente un problema.
richiesta di itinerario, il transumante fa una richiesta di itinerario, lo fa 20 giorni prima, almeno 20 giorni prima all'AS, e dice: sono a Pederoppa, sto entrando nell'AS Dolomiti, sto 3 giorni per arrivare a Feltre, 4, sto lì un giorno, poi vado a Santa Giustina, sto lì 2 giorni, poi vado a Sedico, poi prendo la valle del Diavolo e arrivo su fra un mese, 20 giorni, a Canale d'Agro. Questo è il mio itinerario, noi prendiamo atto, controlliamo il stato sanitario con le prove che abbiamo fatto, se è a posto, perché se no non diamo l'ok, diamo ai sindaci del vari itinerari la richiesta di nulla osta, e con se il sindaco in una settimana, se non risponde, vuol dire che accetta, e se no ci può dare delle note, nel senso, alcuni sindaci possono dire: no, nel mio territorio voglio che il gregge passi solo nella parte demaniale, voglio che passi nella parte montana, e noi diamo al gregge le istruzioni che ci dicono. Bene, dopodiché il pastore può passare. Se ci sono delle problematiche di tipo anche temporali, come il clima che cambia, quindi lui è costretto a cambiare itinerario, ce lo deve comunicare. Quindi le forze vigili urbani, piuttosto che i carabinieri, quando vengono chiamati, chiaramente dei proprietari, così, possono farsi esigere questo piano di transumanza, che deve corrispondere, perché sennò sono passibili di sanzione, e loro lo sanno. E qua veniamo al vagante. Il vagante non ha una linea di passaggio temporale che può essere di un mese, ma lui gira. Però il vagante deve capire che può girare se ha il consenso, perché sennò non può andare in prati privati non ha il diritto, chiaro? Deve avere il consenso, e questo lo deve dare al sindaco almeno ogni 6 mesi, ovvero il vagante, che questa è la regola, c'è chi la trasgredisce, è un altro discorso. La regola dice, abbiamo stabilito che il vagante che durante i mesi invernali rimane nelle nostre zone fa Cesio, Santa Giustina, San Gregorio e Sospirolo, bene, e gira lì. Va bene, deve dire al sindaco: guarda che io per 6 mesi sono qui e vado anche in questi posti qui, e deve avere il consenso, perché se non ce l'ha è il suo rischio e pericolo. Poi dopo, se arriva qualche problema, deve rispondere. Io credo che sia giusto, perché è giusto tutelare questa attività. Vari motivi, io sono perfettamente d'accordo, faccio così praticamente: se non avessimo i greggi che vanno a sfalciare, a brucare le piste di sci che ci sono nell'alta provincia, come farebbero a tenere a posto dal punto di vista orografico anche il territorio? Quindi sono necessari, però devono essere all'interno di regole del principio. In ogni caso, la sospensione dell'autorità sanitaria, che in questo caso il sindaco, è sempre possibile in qualsiasi momento. Poi so che è difficile, È possibile, non difficile. Non è possibile, bisogna arrivare a una giusta consapevolezza da parte di tutti, dagli amministratori, dai proprietari di terreni, dai transumanti e così via, per arrivare a un punto di poi abbiamo detto, abbiamo detto che passano circa 35.000 capi, c'è sempre qualche problema, però non ci sono grossissimi problemi. Questi problemi vanno in qualche maniera valutati e con, come si dice, con buon senso e con la legge risolti. Voglio finire dicendo che la transumanza è l'attività agricola più prima dell'umanità, è stata la prima, il Mesolitico. Il regolamento c'è, quindi il regolamento di transito greggio c'è, nel Veneto è sicuramente all'avanguardia rispetto ad altre regioni dove è peggiore, e
quindi basta cercare di metterlo in pratica e cercare di limarlo se ci sono delle problematiche. Credo, questo è il mio pensiero, che deve essere fatto anche a livello regionale, perché problematiche che i greci ci sono anche in pianura, perché poi loro quando d'inverno scendono vanno nelle zone di pianura e le problematiche sono le stesse, no? Devono essere fatti dei corridoi per la transumanza ben precisi, devono essere, diciamo, codificati, anche tenendo conto delle cosiddette zone SIC, perché ci sono anche qua non penso ci siano stranamente i rappresentanti dei cacciatori. Perché i cacciatori? Perché i greggi vanno anche in zone, potrebbero andare in zone dove c'è la riproduzione degli animali selvatici, i nidi e così via, e quindi è giusto, come è stato fatto per esempio da alcuni sindaci della nostra provincia, hanno individuato delle zone con i cacciatori dove non, diciamo, hanno preservato del passato dei greci, sono stati diligenti, non l'hanno toccata, per cui c'è un accordo e benissimo possono andare in altre parti e non in quelle zone, cosiddette zone di diciamo, particolare protezione, che è giusto che siano salvaguardate. Io ho voluto essere breve proprio per lasciare eventualmente alle domande. Grazie. Si è appena concluso un interessantissimo convegno che voleva porre l'accento e anche qualche spunto di riflessione sulla transumanza come patrimonio da valorizzare e patrimonio UNESCO. A questo convegno sono intervenuti diversi relatori che hanno voluto mettere in luce quelli che sono i numeri di un settore, quello della transumanza, che è in crescita tra i giovani ma anche tra le donne, un settore a cui noi donne di Coldiretti siamo legate, tanto da aver proposto un progetto di legge a livello regionale per l'inserimento della Regione Veneto all'interno della candidatura UNESCO. Ci sono stati interventi molto interessanti, si è parlato dell'aspetto sanitario, dell'aspetto culturale, perché la transumanza è anche cultura, è cultura della tradizione, cultura del paesaggio. Si è parlato anche di candidatura UNESCO tramite l'aiuto di Giuliano Vantaggi della DMO Dolomiti, e credo che possano esserci diversi spunti per un eventuale convegno magari da proporre in